Lega Ambiente Nazionale ieri era presente con il suo presidente Stefano Ciafani, il quale ha raccontato le volte in cui la goletta è stata salvata. Si tratta di un'imbarcazione del 1936 che da 40 anni accompagna Lega Ambiente nei suoi progetti di tutela delle acque e della biodiversità. Da tempi non sospetti, quindi, da quando pensare all'ambiente non faceva parte delle priorità sociali ed etiche. Un pezzo di storia, quindi, con la quale ogni anno, fino a quando non ha tirato su i remi in barca ed è stata sostituita, è stato fatto il periplo delle coste italiane, monitorando e bacchettando chi non aveva la giusta attenzione per l'acqua. Lega Ambiente ha svolto un lavoro talmente importante da essere invitata al compimento dei 30 anni di attività al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite per raccontarsi. In questo percorso che porta la goletta cattolica a tornare in mare, Lega Ambiente si è interfacciata con numerose istituzioni ed enti, a cominciare dalla Regione Veneto, e se le attività non fossero state bloccate dal Covid, sarebbe riuscita prima nei suoi intenti. Oggi si può dire che il progetto sia al via e si è entusiasti che salpi proprio in Veneto. Per essere sostenibile il suo restauro e il suo tornare in mare, la goletta deve darsi da fare. Sarà impegnata con le scuole primarie e secondarie, ma anche con progetti universitari che la terranno attiva già fino a tutto il 2024. Una raccomandazione tra il faceto e il serio è giunta da Zaia, che ha applaudito agli studi che saranno spesi tra tartarughe e caretta e torsiopi sulle cui rotte viaggerà la Cattolica, ma dal presidente della Regione Veneto la richiesta specifica di uno studio sui granchi blu, forse quello più essenziale per salvare economia e biodiversità delle nostre lagune e dei nostri mari. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia.